Adesso il turno al dottor Filippo Invesi, architetto libero professionista e autore di varie pubblicazioni in diversi ambiti specialistici: recupero di edifici monumentali, strutture sepolte, paleografia, archeologia cristiana e indagini su antichi insediamenti. Ha fondato e coordina il gruppo Ricerche del Valdemari, con cui dal 2013 conduce indagini storico-archeologiche ed esplorazioni nei territori della città metropolitana di Messina. Sue pubblicazioni sono state recensite e segnalate da prestigiose enti di ricerca. Prego, dottore. Il titolo è Possideatis uti Possidetis, la magna usurpazio di Gara, quindi passo la parola a Filippo Invesi, ancora ringraziandolo per la splendida organizzazione e chiedendogli di rispettare i tempi. Sicuramente, grazie a voi anche per aver contribuito nella realizzazione di questo importante evento culturale. L'avvento della dominazione normanna in Sicilia produsse, come è noto, la necessità di tutelare e potenziare le numerose comunità monastiche di rito greco esistenti, ricche di valenze sociali e culturali da opporre in un primo momento alla pluristratificazione araba allora preeminente. La rinnovazione culturale greca avviata dai normanni e durata alcuni decenni cominciò a venire meno già sotto Ruggero II, il quale, con l'obiettivo di affermare la cristianità romana, avviò un lento processo di indebolimento del monachesimo greco. Già nel XIV secolo le ricche dotazioni concesse dai normanni ai monasteri di San Basilio erano divenute appannaggio dei poteri regio e papali, i quali, arrogandosi più avanti il diritto anche di nominare gli abbati in regime di commenda o con il privilegio della legazia apostolica, causarono il definitivo declino del corpo monastico greco. I monasteri esistenti, nonostante alcuni infruttuosi tentativi di riforma religiosa, divennero soltanto fonte di rendite e di cupidigie che portarono in larga parte all'alienazione del ricco patrimonio gestito. La nomina degli abbati commendatari e dei loro procuratori o arrendatari, in modo particolare, connessa con la gestione degli introiti monastici e con la divisione nelle due mense, conventuale e abbaziale, contribuì a produrre la definitiva alienazione di ricche dotazioni e il completo degrado morale, materiale e spirituale nell'abbazia, attuato anche attraverso la nomina di abbati commendatari di rito latino all'interno dei monasteri greci. Anche il monastero di rito greco di Santa Maria di Gala, del quale sopravvivono gran parte delle strutture in condizioni di notevole degrado in questo comune, segue queste vicende storiche, divenendo oggetto, come vedremo, di numerose alienazioni di beni e di una magna usurpazio di terre e censi che nella prima metà del XVIII secolo aveva prodotto oltre 700 illegali possessori. Sopravvissuto con una certa importanza durante la dominazione araba, il cenobio di rito greco di Santa Maria di Gala fu rifondato nell'anno bizantino 6613 da Adelasia su richiesta del camerario Nicola di Mese. Come è noto, il privilegio che Adelasia concesse al cenobio barcellonese di Gala è privo dell'edizione, quindi l'anno bizantino riportato in esso è da intendersi come un arco cronologico compreso tra il 1 settembre del 1104 e il 31 agosto del 1105. Adelasia, nel suo privilegio, concesse e confermò al monastero di Gala numerosi beni e diritti che, oltre alla facoltà di poter pascolare armenti in tutte le terre del regno e a un numero elevato di villani, collegavano i versanti ionico e tirrenico dei Polauritani, come potete vedere nell'immagine. Nel dettaglio, le ricche dotazioni effettuate da Adelasia e, come vedremo, usurpate in gran parte nei secoli, riguardavano innanzitutto il comprensorio territoriale di riferimento attraverso un vasto territorio o feudo disposto attorno all'abbazia, lo vedete al centro dell'immagine, e poi le terre dette Marci e Barnaba, i cenobi di Santa Maria d'Oliveri e di San Filippo di Furnari, le paludi dette Gatiri, un mulino nella fiumara di Ranelius e la facoltà di poter costruire mulini nelle fiumare del Platier e di Santa Lucia. E ancora le concessioni effettuate dalla reggente Adelasia interessarono Messina, da cui i monaci potevano estrarre ogni cosa fosse loro necessaria, l'attuale area Taormina Giardini Naxos, presso cui fu donata la chiesa di San Pantaleone con la facoltà di poter pescare, e ancora l'area Castiglione e Francavilla di Sicilia con la chiesa di San Giovanni Teologo e un vasto bosco. E infine le ricche dotazioni concesse da Adelasia al cenobio barcellonese di Santa Maria di Gala interessano anche Milazzo, presso cui furono donati 15 barili annui di tonnina, l'oppidum di San Teucro, il tempio sito davanti alla chiesa di San Michele e la facoltà di poter pescare liberamente e di entrare e uscire senza impedimenti dal porto. Dopo la rifondazione e dopo l'assoggettamento del monastero di Gala all'archimanderitato del Santissimo Salvatore in Lingua Faria avvenuto nel 1133, il cenobio barcellonese acquisì anche
vastissime terre demaniali site a Mineo nel biennio 1142-1143 nei pressi del Metodio di San Nicola. Questo ricco corpus donato dai Normanni al monastero di Gala, che ho descritto nel dettaglio, come vedremo, fu nell'arco di pochi secoli usurpato e alienato. Il primo documento che consente di verificare le proprietà del monastero di Gala dopo la rifondazione del XII secolo è il cosiddetto codice messinese greco 105, che fu pubblicato dal Cantarella. Questo codice contiene gli atti di visite effettuate dall'Archimandrita in vari monasteri sottomessi, tra cui quello di Gala. Le visite furono prettamente rivolte agli aspetti disciplinari e religiosi, tuttavia menzionano anche, seppur sommariamente, beni nel possesso di questa abbazia. Nel caso del monastero di Gala, le visite effettuate dall'Archimandrita del Santissimo Salvatore Lingafari tra il 1328 e il 1336 menzionano i metocchi di Francavilla e Mineo, vari debiti a Messina e Francavilla, il legante del feudo di Gala e alcuni beni non specificati concessi anche in Capala, in Gabella. Il primo dettagliato resoconto sulle proprietà del monastero di Gala dopo la rifondazione del XII secolo si vince dalla visita regia che fu effettuata nel 1542 a Gala da Francesco Vento. Il monastero barcellonese era allora amministrato da Pietro de Faraone, procuratore dell'abate Giovanni de Orea. Durante questa visita il monastero di Gala dichiarò delle numerose concessioni normanne soltanto i feudi di Gala, Francavilla, Mineo e Surtario o Marci, 15 barili di tonnina da Milazzo, la chiesa della Santa Genetrice di Dio dei Liveri, un mulino sito in prossimità del monastero di Gala e vari censi non specificati provenienti dalla piana di Milazzo. Le poche dotazioni registrate dall'abate Francesco Vento nel 1542 costituiranno per secoli le uniche proprietà ufficiali del monastero. Come potete vedere anche dal confronto proposto nell'immagine, mancavano nella rendicontazione numerosi altri beni donati dai Normanni provenienti da varie aree siciliane, tra cui quelli provenienti da Messina, dall'area taormina, Giardini Naxos e dal comprensorio locale, Milazzo e Furna in modo particolare. La prima attestazione ufficiale di alienazione di beni del monastero di Gala si ritrova nella visita che fu effettuata da Diego d'Arnedo nel 1552 a Gala, ovviamente. Il monastero, il regio visitatore, rendicontò nelle proprietà del monastero, oltre alle terre dette Cattili o Gatili, tutti i beni che erano stati menzionati nella visita precedente. Lo stesso visitatore, Arnedo, si rese conto che numerosi beni del monastero erano stati alienati e usurpati. Infatti riferiva che risultava alienata una magna porzione di terra nel feudo di Mineo, ovviamente di proprietà dei monaci, che erano stati usurpati i territori adibiti a Ghiande e Pascoli nei possedimenti di Francavilla. Nella seguente visita che fu effettuata da Giacomo de Arnedo nel 1558, le proprietà del monastero erano sempre identiche, cioè i feudi di Gala, Francavilla, Mineo e Surtario Marci, la chiesa di Santa Maria del Plano di Oliveri, piccoli diritti censuali provenienti dalla piana di Milazzo e 11 barili di tonnina dalla tonnara milazzese. Come anche potete vedere nella slide, i 15 barili di tonnina annui che Adelasia aveva concesso nel XII secolo si erano ridotti nel 1551 ad 11. Giacomo Arnedo, inoltre, durante la sua visita, come riferiva nei suoi atti, evidenziava che molti beni dell'abbazia erano stati alienati e usurpati e quindi ordinò all'abate del tempo Michele de Ferrera, ricordate queste generalità, di reintegrarli nelle proprietà monastiche e dispose la realizzazione di un registro contenente l'elenco dei censi e dei possedimenti. La regia visita del 1558 attesta inoltre la definitiva decadenza morale, spirituale e religiosa del monastero di Gala, che era addirittura divenuto non sine maximo scandalo, luogo di residenza dei procuratori dell'abate, delle loro mogli ancelle. Addirittura i procuratori dell'abate avevano espulso i monaci dal monastero. Giacomo Arnedo cercò di arginare la decadenza del cenobio barcellonese ponendo severe pene per le infrazioni, varie riparazioni nelle fabbriche e dispose anche la presenza di un maestro di lingua greca all'interno del monastero con il compito di educare gli ignorantissimi monaci, così li definiva nella sua visita, negli atti della sua visita. Nella seguente ispezione regia che fu effettuata da Nicola Daneo nel 1580 a Gala, l'alienazione dei beni del monastero era diventata più corposa. Infatti questo regio visitatore rendicontava soltanto nelle proprietà dell'abbazia la chiesa di Santa Maria del Plano dei Liveri e i feudi di Gala e Francavilla con i loro granci. Tuttavia Nicola Daneo si rese conto che l'abate e i monaci non gli volevano fornire informazioni sugli altri beni gestiti. Lo stesso visitatore attestò inoltre che numerose proprietà del monastero erano state usurpate e concesse illegalmente.
Addirittura l'abate Michele de Ferrera, ancora tenutario dell'abbazia, aveva effettuato varie concessioni e alienazioni di beni con evidente danno per il diritto di regio patronato che era esercitato sul monastero di Gala. Il visitatore daneo, dopo aver redatto una relazione sulle concessioni illegali, dispose la reintegrazione dei beni alienati. Le disposizioni di Nicola Daneo non furono tuttavia, furono soltanto in parte espletate, infatti, come si evince dagli atti della successiva visita regia che fu effettuata a Gala nel 1583 da Francesco del Pozzo. Anche questo regio visitatore rendicontava nelle proprietà dell'abbazia sempre e soltanto la chiesa di Santa Maria del Plano di Oliveri, i feudi di Gala, Mineo, Francavilla e Cusortario, Sartagliolo, Omaci, vari scenzi non specificati e 7 barili di tonnina da Milazzo. I 15 barili che l'Asia aveva donato nel XII secolo siano ridotti nel 1583 a meno della metà. Francesco del Pozzo, perché, come i suoi colleghi precedenti, avendo accertato che vari beni dell'abbazia erano stati alienati o usurpati, ordinò sempre allo stesso abate, che era ancora tenutario nell'abbazia, Michele de Ferrera, di reintegrarli, nonostante, come riferiva Francesco del Pozzo negli atti della sua visita, lo stesso abate pretendeva di lasciare in gestione a varie persone beni delle proprietà del monastero senza alcuna autorizzazione canonica. Qualche anno dopo, nel 1589, il monastero di Gala fu interessato dalla divisione della mensa, effettuata in ottemperanza delle disposizioni emanate da Papa Gregorio XIII, con la famosa bolla iniziante con le parole Benedictus Dominus. Con la divisione della mensa in maniera molto generica fu stabilito di dividere i ricchi patrimoni dei monasteri di rito greco, già definita ahimè Padre Alessio Basiliani, in 2 parti. Una piccola parte aspettava ai monaci residenti nelle abbazie, quindi mensa conventuale. La più grossa fetta invece toccava alla cosiddetta mensa abbaziale, quindi collegata direttamente con gli abbati commendatari, a loro volta collegati principalmente, salvo rari casi, al potere regio. Nell'atto di divisione della mensa, che fu effettuata a Gala nel 1589 dal visitatore Bruto Farnello, fu stabilito di assegnare alla mensa conventuale o ai monaci residenti nel cenobio il possesso dell'intero monastero, con il giardino e le acque ivi esistenti, e una rendita annuale di 146 onci, proveniente da vari beni ricadenti nel monastero di Gala. Tutte le rimanenti proprietà del monastero, che abbiamo visto erano già in gran parte alienate, spettavano alla mensa abbaziale o agli abbati commendatari. Il problema riguardante l'alienazione delle ricche dotazioni che i normanni avevano concesso al monastero di Gala esplose nella sua interezza nel 1714 con la nomina d'abate commendatario di Pietro Sandoval e Filingeri, dei principi di Castroreale, nucleo molto vicino a Gala. Appena insediatosi, l'abate Sandoval andò alla ricerca delle proprietà del monastero e si rese conto che numerosi beni erano stati alienati e usurpati. Così l'abate Sandoval descriveva le sue indagini sui beni alienati del monastero di Gala in una relazione che potete anche leggere seguendo l'immagine. Essendo stato eletto il reverendissimo abate commendatario Don Pietro Sandoval e Filingeri dei principi di Castelreale nell'anno 1713 ed ottenuta la possessione dell'abbadia nel mese di febbraio 1714, ritrovò il feudo di Gala tutto usurpato da quasi infinite persone che possedevano chi un pezzo, chi un altro del suddetto feudo, quasi tutto da loro occupato, motivo per cui diede principio, non già per interesse ma per dettami di sua coscienza, ad un lungo e dispendioso litigio, poiché i contendenti furono sino al numero di 700. E poi, riferiva l'abate Sandoval, vi sono alcune tenute di terra nel territorio di Furnari, usurpate all'abate, che il reverendissimo abate commendatario non ne ha notizia e dovevano senza contesa all'abbadia reintegrarsi. Vi sono le terre dell'Oliveri e di Sua di Milazzo e le terre della Torretta nella piana di Milazzo, tutte usurpate, che debbono reintegrarsi, giacché il reverendissimo abate commendatario, a riserva dell'addotto privilegio, non ne ha altra scrittura, nonostante le innumerabili diligenze da lui usate per impedire. Le terre del Portoquiso nel territorio di Taormina non ne ha notizia, a riserva del privilegio. Non riuscendo l'abate Sandoval a rinvenire informazioni su vari beni dell'abbazia, perché ormai usurpati da secoli, orientò le sue indagini sul feudo di Gala e sulla vicina contrada detta Gatili o Cattili, oggi Catili, territorio di Baciano Pozzo di Gotto, e che ritrovò usurpati, come scriveva in una sua relazione, da oltre 700 persone, le quali gestivano beni di proprietà del monastero di Gala senza alcuna autorizzazione e senza pagare il corrispettivo censo. Con l'obiettivo di affermare il diritto di regio patronato, di quella garante che veniva esercitato sull'abbazia di Gala, l'abate Sandoval citò a giudizio gli oltre 700 usurpatori, riuscendo a farli condannare.
La sentenza di condanna emanata nel 1727, che poi leggerete interamente negli atti del convegno insieme ai documenti che ho menzionato prima, che menzionerò, rivela che questa magna usurpazio di terre e censi era stata perpetrata non soltanto da contadini, ma anche da vari titolati, magistri, suori, avvocati, notai, medici, anche un barone e un arciprete. La sentenza di condanna inoltre rivela i luoghi di provenienza di questi antichi usurpatori e rivela proprio che essi risiedevano principalmente in terre e casali gravitanti nel comprensorio del monastero di Gà, tra cui ad esempio Barcellona, oggi Barcellona, luogo che ospita questo convegno, Bafia, Cannistrà, Mazzara Sant'Andrea, Pozzo di Gotto, Santa Lucia del Mela, Santa Vena del Preano e via dicendo. La sentenza di condanna rivela anche i cognomi degli usurpatori. È curioso notare che i cognomi di questi antichi occupatori di terre del monastero di Gala sono oggi molto diffusi negli stessi territori in cui essi anticamente risiedevano. Infatti all'interno di questa sentenza, che poi ripeto leggerete negli atti, sono citati molti cognomi oggi diffusissimi nel comprensorio barcellonese, tra cui ad esempio Baresi, Bonanno, Conti, Coppolino, Furfari, La Rosa, Pantè, Strapuzzi e anche Imbesi, ovviamente, cognomi abbastanza diffusi. Molti di questi usurpatori erano anche caratterizzati da epiteti e soprannomi, per cui ad esempio spiccavano lo Monaco, lo Gambaro, il Gambaro, Quartararo, lo Principe, lo Galluzzo, lo Re e via dicendo. Dopo la condanna di questi oltre 700 usurpatori di terre del monastero di Gala, i monaci residenti nell'abbazia della mensa conventuale si opposero alla sentenza, sostenendo che una parte dei condannati gestiva terre ricadenti nel feudo di Gala, cioè nel territorio che attorniava il monastero di Gala, che erano state loro concesse nella divisione della mensa. Si generò così un violento scontro con, da un lato, i monaci residenti nel cenobio, che si ritenevano interamente proprietari del feudo di Gala per effetto della divisione della mensa effettuata nel 1589, e dall'altro lato l'abate Sandovalle, che invece riteneva una parte di questi territori spettanti alla mensa abbaziale. I monaci, non riuscendo a risolvere la contesa con l'abate Sandovalle, lo citarono a giudizio, chiedendo non soltanto l'assegnazione di tutto il feudo di Gala, ma anche un supplimento per il loro vitto, vestito e culto divino, poiché il territorio che attorniava il monastero, data la svalutazione dei tempi, non riusciva più a rendere annualmente 146 once, così come era stato stabilito nella divisione della mensa. La diatriba portò a 2 sentenze del Tribunale della Regia Monarchia, con le quali fu stabilito di delimitare con pileri o segni divisori i confini del feudo che attorniava il monastero di Gala. Le 2 sentenze inoltre stabilirono che tutti i territori esterni a questa delimitazione sarebbero spettati all'abate Sandovalle, quindi mensa abbaziale, qualora i monaci non avessero stabilito, non avessero avuto il regolare possesso. Come rivelano i documenti, varie modifiche erano state operate nel territorio che attorno al monastero di Gala impedivano di poter riconoscere con esattezza i confini che erano stati assegnati nel 1589 durante la divisione della mensa. Durante i vari corsi del giudizio, inoltre, l'abate Sandovalle propose ai monaci di acquisire il feudo di Gala interamente, dando in cambio il pagamento anno perpetuo di 146 once, visto che non era più possibile ricavarne dai territori che attorniavano il monastero. I monaci residenti nel cenobio però riuscirono ben presto a capovolgere la situazione dal loro lato, attraverso una sentenza del Tribunale del Concistoro, il quale, attraverso la nota formula possideatis uti possidetis, attribuì alla mensa conventuale, dato il lunghissimo temporale possesso, la proprietà di tutti i territori contesi che circondano l'abbazia. La contesa fra le 2 mense e fra gli abbati del monastero continuò per tantissimo tempo e fu anche sottoposta nel 1742 all'attenzione del regio visitatore Giovanni Angelo de Ciocchis. In occasione della visita di questo ispettore regio a Gala, fu chiesto agli abbati del tempo, Bartolomeo Paulillo per la mensa conventuale e ancora Pietro Sandovalle per quella abbaziale, di redigere delle relazioni in cui inserire i termini della contesa. Proprio in questa occasione i 2 abbati del monastero produssero numerose descrizioni che sono oggi contenute in un volume custodito presso l'Archivio di Stato di Palermo. Nelle loro descrizioni è possibile trovare tutti i beni donati dai Normanni al monastero di Gala, che poi nel corso dei secoli sono stati usurpati, tra cui ad esempio quelli provenienti da Messina, l'area taormina e giardini Naxos, e dal comprensorio del monastero. Circa la questione in atto, i monaci residenti nel cenobio facevano presente a De Ciocchis nelle loro relazioni che il visitatore Farneto gli aveva concesso il possesso di tutto il feudo di Gala e non di una parte di esso. Inoltre chiedevano un supplimento per il loro vitto, vestito e culto divino, poiché il territorio che attorniava il monastero non riusciva più a rendere 146 once annue, anzi quanto veniva da loro percepito, se diviso per ogni singolo monaco, non bastava neanche per pagare un vile servo di casa, così scrivevano in una delle loro relazioni. L'abate Sandovalle invece al contrario faceva presente che in base alle sue indagini i monaci avevano usurpato
una parte dei territori che circondano il monastero che invece erano spettanti alla mensa abbaziale. Inoltre, il commendatario Pietro Sandoval faceva presente a De Ciocchis che l'introito dell'abbazia era notevolmente aumentato acquisendo le aree contese, con evidente vantaggio per il diritto di reggio patronale di cui era garante il De Ciocchis, e che sarebbe ulteriormente aumentato acquisendo le aree contese che circondano il feudo di Gava e tutti gli altri territori che nel corso dei secoli erano stati usurpati. Il visitatore Giovanni Angelo De Ciocchis, difensore del diritto di reggio patronale, quindi molto vicino all'abate Sandoval, un po' come un novello Ponzio Pilato, dopo aver attestato nella sua relazione, che poi fu pubblicata dal Mortillano, che i monaci erano ritenuti usurpatori di una parte del feudo di Gava dall'abate Sandoval, e al contrario che l'abate Sandoval era ritenuto occupatore di terre e di proprietà della mensa conventuale, non emanò alcuna disposizione. Tuttavia, rimandando indubbiamente il giudizio ai tribunali, poiché vi erano numerose cause in corso. Tuttavia, Angelo De Ciocchis prese atto nella sua relazione della riacquisizione delle terre dette cattivi effettuate dall'abate Sandoval e anche di alcuni pezzi di terre resi nel territorio di Fiumare, oltre ai classici beni che l'abbazia dichiarava ormai da secoli. Ovviamente restavano fuori, e l'Angelo De Ciocchis lo rivelò nella sua relazione, numerosi beni e diritti usurpati, tra cui il diritto di pascolo nel feudo di Francavilla e le terre site nei territori di Fiumare, Taormina e Milazzo. Il recupero delle terre usurpate al monastero e il parziale ristabilimento del diritto di reggio patronale avevano tuttavia permesso all'abate Sandoval nel 1742, come rilevava in una relazione, di poter fare incamerare alla mensa abbaziale ben 486 once, cifra questa notevolmente superiore alle appena 47 once che venivano da lui incamerate nel momento del suo insediamento. Il recupero dei beni usurpati alla mensa abbaziale, come rivelano vari documenti, continuò per iniziativa dell'abate Sandoval per altro lungo tempo, con una parte degli usurpatori in causa presso vari fori secolari del Santo Ufficio, della Regione di Malta o della Crociata, e con un'altra parte degli usurpatori obbligata per effetto della sentenza del 1727 a pagare il censo dovuto o a dimettere le terre possedute. Dopo la morte di Pietro Sandoval, avvenuta nel 1759, il nuovo abate commendatario di Gava, Pietro Antonio Pietrasanta, ricevette in dotazione un allargamento di proprietà e censi che nel 1783 facevano incamerare alla mensa abbaziale 1019 ducati, cifra questa corrispondente a circa 340 once, e superiore, cifra ovviamente superiore di ben 6 volte quella che veniva incamerata dal Sandoval nel momento del suo insediamento. In conclusione, il recupero delle terre usurpate al monastero, che riuscì a trovare parziale risoluzione nel comprensorio di Gava, non interessò purtroppo gli altri possedimenti donati dai Normanni che, alienati da abati e procuratori nei secoli e già impossibili da individuare al tempo dell'abate Sandoval, furono dispersi, quasi a voler estendere la formula possideatis uti possidetis, divenendo proprietà private e poi definitivamente perdute con la soppressione degli ordini monastici. Concludo il mio intervento con la visione di una immagine nella quale sono riportate in alto le proprietà e i diritti che furono donati nel XII secolo al monastero di Gava, in basso ai beni e i diritti del cenobio barcellonese rimasti usurpati e alienati dopo le sentenze della prima metà del XVIII secolo. Come potete vedere dal confronto, oltre il 40% delle dotazioni normanne furono usurpate e alienate per sempre. Grazie.